È un tema che va affrontato certamente da comunità e aiutandosi laddove c'è la possibilità di aiutarsi, però dobbiamo guardare al governo e chiedere risposte immediate sia al governo uscente ma soprattutto al governo entrante, che deve essere la priorità, perché qui c'è a rischio davvero la tenuta sociale di tutti i territori. Da sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte fa propri lo sconcerto e la preoccupazione manifestati dal collega di Farra di Soligo Mattia Perencin di fronte alla spesa energetica che il comune si trova ad affrontare. 4 volte tanto la differenza tra luglio 2021 e luglio 2022 dei costi della sola elettricità, al punto che Perencin minaccia azioni eclatanti come la chiusura degli uffici. Non possiamo più aspettare e io sono pronto a fare anche qualche azione eclatante come chiudere il municipio. Non è possibile che ci siano costi così elevati dell'energia elettrica, e immagino e penso solo alla situazione che si trovano ad affrontare le famiglie e le aziende da qui ai prossimi mesi. Capisco lo stato di disperazione dei colleghi sindaci, esattamente come capisco i commercianti, gli imprenditori, i padri di famiglia che si vedono bollette quadruplicate, quintuplicate, quindi un aumento spropositato che non riguarda qualche punto percentuale ma riguarda salti incredibili. La preoccupazione, se guardiamo all'inverno, è davvero tanta, perché oggi parliamo di costi di energia elettrica, domani parleremo di energia elettrica unita anche ai consumi del gas per il riscaldamento, e quindi la situazione rischia di essere assolutamente insostenibile. Il solo comune di Treviso ha quantificato a oggi aumenti per 3 milioni di euro. Lo stesso Conte nei giorni scorsi si era detto pronto a scendere in piazza per chiedere al governo provvedimenti urgenti per contenere questo tsunami economico e sociale. Un grido d'allarme, quello che parte dal capoluogo, così come da Farra di Soligo, dice che deve arrivare a Roma forte e chiaro. È evidente che non possiamo risolvere questo problema limando i consumi o spegnendo la luce in qualche stanza. Qui è evidente che deve intervenire il governo con un'azione forte che ridimensioni questo impatto nei territori, che rischia di essere devastante.